Una riforma epocale, così definisce l'approvazione dell'avviso 20 sulla formazione il governatore Raffaele Lombardo nella conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo d'Orléans. Via libera dunque all'avviso 20 della formazione professionale per il 2012 che ha ottenuto il via libera dalla Corte dei Conti. I finanziamenti ammontano a quasi 300 milioni di euro, ripartiti in formazione giovani 160 milioni, formazione ambiti speciali 101 milioni, formazione permanente 15 milioni, per un totale di circa 286 milioni di euro. Una dotazione annuale reperibile per 3 anni che consentirà una programmazione triennale per gli enti e gli utenti. Oggi, riferisce Lombardo, sottoponiamo alle regole della Comunità Europea i fondi della formazione professionale. Rispetto al passato le cose sono cambiate, non più buchi di bilancio. Oggi abbiamo presentato un piano della formazione, che è la rivoluzione della formazione in Sicilia, contro il quale proteste, comunicati, scioperi, manifestazioni, ordini del giorno, quante ne abbiamo lette? Ci siamo riusciti, perché nonostante le aggressioni abbiamo privilegiato l'interesse dei giovani da formare, degli operatori e della Sicilia, in poche parole. E così sarà per i rifiuti, per il famoso rigassificatore di cui si è parlato tante volte, così è stato e sarà per la sanità fino all'ultimo giorno del nostro impegno, perché è costata 200-300 milioni all'anno alla Regione, perché non c'era nessuna regola e molto spesso non lo so se le cose andavano per benino dal punto di vista della legge, cioè si affidava un progetto ad un centro, costava 1 milione, a fine anno in base a un rendiconto se ne pagavano 2 o se ne pagavano 3. Ora la spesa è certa, si paga un tot ad ora formativa, ci sono le regole precise che vengono dall'Europa perché si paga col Fondo Sociale Europeo e la Regione non spende più 1 euro dal suo bilancio per la formazione professionale. Chi sbaglia, cioè chi non ha locali idonei, non ha professionisti idonei, non ha quel numero di ragazzi o comunque di gente da formare sufficiente, perde l'accreditamento, esce fuori dal sistema e non si transige, senza remissione dei peccati. E non cresce più il numero degli occupati della formazione, che negli anni 2003, 2004, 2005 è passato da 2.000 a 9.000 persone, il 47% dei formatori di tutta Italia. Ora noi, come dire, appaltiamo, come si fa per la costruzione di una strada, appaltiamo il servizio, il progetto a un ente, gli diamo tot, poi se lui vuole assumere 1.000 persone, 100, 500, può fare quello che vuole con dei soldi.